Adriana, almeno squilla. Pronto? Buongiorno signora Adriana, come state? Bene, grazie, che è lei? Io chiamo dall'associazione Via Nicolardi, siamo qua tutti i condomini di Via Nicolardi e ovviamente avevamo il dovere di chiamare anche voi. La ringrazio molto, ma io Figurati. ho un'età e quindi... Lo so, lo sappiamo bene, ma noi perciò chiamiamo anche per sapere le donne anziane come stanno, come si sentono, perché che poi stiamo sempre soli in questa vita e voi lo sapete, chi rimane solo prima o poi o piglia o piccia. È così, so. è così. Comunque, solo per sapere come stavate. Sì, vi ringrazio molto. Questo è il nostro piacere. Vado avanti. Cerchiamo di andare avanti. Con tutta l'età. E non fa niente. Ringrazio molto. Figuratevi, signora, domani senza scendere, se vi affacciate, intorno alle 11 Sì. ci sarà questa parata che faremo tutti quanti noi di Via Nicolardi per festeggiare le nozze di Boateng con Valentina Fradegrada. Va bene. Se volete, ve lo dico perché noi non chiediamo niente a nessuno, se per uno strano caso volete partecipare alla busta, perché i guaglioni sono giovani e sanno a sposare, stessa coppa a finestra, non dica assai, 1 euro, 2 euro, ma solo bene. se volete, signora cara. Ok? Vi ringrazio. Poi ovviamente noi vi facciamo avere i confetti. Ok? Va bene. Ci sta il portiere nel vostro palazzo oppure è un palazzo senza portiere? No, non c'è il portiere. Vabbè, allora Boateng può segnare a porta libera. Va bene, grazie. Figuratevi signore, sarà un piacere. I guaglioni giustamente, quello già sta al terzo matrimonio, voi lo conoscete, no? A Boateng, chi l'è da qua? No, Mo sappiate a casa con la Minè. Però io lo guaglione giustamente, avete capito, e ti solo purtroppo non ce la faccio. Ci sta che la mia ex Melissa Satta mi sta spulpando. Non lo so, lo so bene queste cose come vanno, perché purtroppo tengo dei figli pure miei separati. Mica so come noi che si caga, si sposavano e restavano con una persona. Ma quanto mai? Signor, ma perché secondo voi è cambiata la prospettiva proprio di durata del matrimonio? Ma perché sti guaglioni si appiccicano tra di loro? Ma sono senza sentimenti. Senza sentimenti, noi abbiamo sempre... Eppure è strano, perché sto guardando in fotografia sta Valentina Fradegrada e quando è vero di un sentimento è come... capite signore, io non capisco, c'è proprio differenza, io non capisco. No. Che sofferenza. Non c'è amore. Non c'è amore. Non c'è amore, subito come non qualcosa va, piglia. Bravissimo. E poi parliamoci chiaramente, signora. La realtà secondo me sta anche nella facilità dei rapporti. Una volta per vedere un pelo, signora cara, e che cosa dovevamo aspettare? Vi ricordate? No? Invece adesso appena si conoscono, ciao, come ti chiami? Sì. Valentina. Queste che sono cose che succedono, signora cara. E che vogliamo fare? Purtroppo sti ragazzi e chi ne subisce molto sono le donne. Le donne, è vero. È anche vero, e mi permetto di parlare come fossi un fratello minore, signora cara, però è anche vero che le donne, per esempio voi siete, guardate, una donna tutta d'un pezzo, una donna corretta, coerente, queste donne le piace un po' zucculiare un po' di qua e di là, questo bisogna dirlo. Ma è cambiata l'epoca. È cambiata l'epoca, quando mai? Sono proprio alla ricerca della fava, avete capito? Del tubo innocente, cara signore, non va bene. Avete capito? Che dobbiamo fare? Cerchiamo di prendercela a pazienza. In ogni caso cerchiamo di dare una mano a questi giovani perché devono ritornare sulla retta via. Come no. I ragazzi il lavoro lo trovano. Bravo, cronista. Ma voi dicete una cosa a me, no signor, perché voi mi dite una cosa a me e poi vi lascio perché io vado in freva. Ma si appiccia una televisione, no? Ica per esempio, tenga una figlia 13-14 anni e che sta creatura vede che è una femmina pure bella, che non aveva certo bisogno di trovare, non capite ma a me, un fravaglio di treglia lì da Maria De Filippi. È bella e buona, piglia e si passa con uno, poi una roba si passa con un'altra, poi fa l'esterna e poi in da questa esterna si vanno in dall'albergo, capite ma a me si fanno pure l'interna.
non c'è più, Non c'è più decore, religione, non c'è più niente. amore, non c'è più È niente. vero. Non esiste Ah. più niente. Ma io non capisco, ma che modo di agire è mai questo? Lo Non so. c'è più È religione. l'altra Ma non epoca. era meglio quando stavano in casa d'appuntamento, che perlomeno che sti qua sfugavano, ti capisci? Lo so. Vabbè signore, voi mi Eh. dovete perdonare. Va bene. Ma va c'è un bene. attimo a fare i fiori. Arrivederci. Devo organizzare i fiori per chi si vogliono che si sposano. Vabbè, signor, come state no, bene. come Allora, no. a domani, Di affacciato. nuovo. Mandatelo sto Senz'altro, 5 euro. verso le 11, Verso le ok. 11, non vi scordate. Chi le può tenere ringrazierà. Va bene? Ok. Va bene, Signor, un ok. abbraccio grande. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Viva Boateng. Mannaggia Chicchinella!